Bella raga, ciao a tutti del Commendone Veneziano, oggi siamo in Team Cats e quindi andiamo a fare un po' di, come si dice, turnover. Mettiamo te, vediamo un titolare, mettiamo Igorone, dovremmo farcela teoricamente. E Carletto lo teniamo, mettiamo Gimenez, mettiamo Ecceverri che è il nostro idolo ormai. Anzi, facciamo così, Jeremy Pina non è neanche in forma. Facciamo così che se non sono in forma ce ne sbattiamo, ma se non mi semo contro. Anzi, io direi di fare così, Paxao lo godo più qua. Piuttosto mettiamo lì. Ok. E portiamo Camarda, e basta. Beh, facciamo anche no, mettiamo Tomori e Gabbia. Ok, siamo con le riservazze, ma dobbiamo assolutamente portare a casa la partita, cioè no, non che se ne santi e ne madonne. Se non vinciamo questa col Catanzaro, fiori. In questo primo turno di Team Cats. Eccoci qua. Beh, ce le fa giocare lì perché non ho lo stato del Catanzaro. Vai. Team Cats. Io ho un tempo di provare qualche giocatore. Non ti lascio. Meglio non commentare il Milan nella realtà perché... Lì. Bravo lì per Gimenez, Santi e il Bebote. Loftus-Cheek. Paixao. Vabbè, roba nostra. Sandrissimo. Attenzione! E il Bebote stava regalando uno dei gol più meravigliosi della storia. Più meravigliosi proprio. Loftus-Cheek e il Bebote. Ah, mamma mia che sfiga. Ficaio. Vai Teo. Prima di andartene. Dal cuore. Stiamo ovviamente nominando Loftus-Cheek. Loftus-Cheek, subito miracolo ancora del portiere. Ancora. Mamma mia, stiamo rovesciando come dei fenomeni. Gli ostacoli. Sandrissimo. Attenzione, ancora no, niente da fare. Non riusciamo a trovare la smarrita via del gol. Attenzione, errore qua di Tonali. Yammel. Subito recupera. Teo recupera ancora, ovviamente c'è un abisso tra Catanzaro e Milan, almeno nel gioco, nella realtà non lo so. Nella realtà forse rischia il Milan. Fallo. Però Catanzaro con lo sponsor della Coppa fa paura, ragazzi. Che cantiamo con il cuore, diavolo vinci per noi. Lì. No lì. Cambia, esce Ecceverri stanchissimo, entra De Ketelaere, esce Gimenez, entra Gyökeres, esce Paixao, entra Leao. Purtroppo devo mettere l'artiglieria. Con Catanzaro non vinciamo facile. Ecceverri stanchissimo, bravo qua lì. Dai lì. Walker la prova a mettere in mezzo ancora. De Ketelaere finalmente si sveglia De Ketelaere contro il Catanzaro. Charles De Ketelaere. Bravo Carletto.
Di destro poi. Bene. E bravo Carletto. Bravo. Potrebbe essere questa un'anteprima per sicurezza. Quando siamo al primo gol facciamo sempre, poi facciamo cagare. Bravo Carletto, dai, si è svegliato Charles di destro, va bene. C'è con Catanzaro, qualcosa di meglio potremmo farla però. Bravo Walker. Gabbia. La lancia Rafa. Maldini deve riportare il Milan all'Olimpo dopo anni disastrosi. Troppa sofferenza però raga. Occhio. Guarda cosa fa le A. Mamma mia, come la realtà. Dai, sveglia, Fioi. Andiamo a chiuderla. Gyökeres, lo svedesone, vai Leao e va Rafa. Rafa si invola, Rafa si invola, Rafa si invola, Rafa. Non ci credo. È riuscito a sbagliare anche questa. Ah, palla e basta. È una gioia. Sandro per Gyökeres, ancora per Leao, bellissimo stop qua di Leao, niente da fare. Sempre 1-0. Tomori, mamma mia, il Catanzaro comunque ci crede. Ricci. Samuele per Leao. Niente, Leao la perde. Questo è un brutto contropiede di Iemmello. Occhio. Ci credo. Liscio di Gabbia che al posto di spazzare la butta nella nostra porta. Non ci credo. Signori, questo è Gabbia. Cazzo. No, ma scusa, ma se la allunga e la da ufficio inchieste, non ci credo. 1-1. Non ho parole per descrivere Gabbia. Che beffa. Ricci. Milan comunque è insufficiente contro una squadra di Serie B, ragazzi. Contro una squadra di Serie B stiamo rischiando di andare fuori praticamente. Carletto. Pino. Gyökeres 2-1. Ma c'è poco da esultare, ragazzi. Un Milan che fa enormemente fatica. Gyökeres comunque porta il Milan su 2-1. Non ti lasci. Attenzione, ancora rischiamo, mamma mia. Comunque Sportiello è rimasto scioccato dalla cazzata di Gabbia. Teo, ovviamente distrutto Teo. Ricci. Leao. Raffaello, bravo Raffaello. Sandro. Ricci. Povero Gabbia, ammonito e autogol, proprio la combo perfetta per il grande Gabbia. Gyökeres prova a lanciare Pino, ma Pino è fuori forma, si vede. L'ha fatto l'assist se non erro. Vinciamo, ma che fatica, oh. De Ketelaere quando la prende. Va la Gabbia. No, vabbè, Gabbia da ufficio inchieste, però. Mamma mia. Gabbia non vedrà, penso, più il campo. Buon 2-1. Importante solo per
come generosa per la qualificazione, ma Milan pessimo. Raga, siamo contro il Salisburgo, vediamo se riusciamo a vincere una partita. Sono 2 pareggi, tutti e 2 al 90°. Gioca chi sta bene, però visto che è troppo importante la forma, quindi Leao fuori, dentro Pexa, ok. Sembra più in forma anche se l'ultima partita ha detto il contrario. Vai raga, siamo in UEFA Champions League. Servono i 3 punti oggi in casa con lo Salisburgo. Attenzione Sandro subito. Milan ha bisogno della prestazione. Attenzione Pino. La mette in mezzo Pino. Shaker para, scusate. Fofi. Attenzione Karim. Bravo. E rigore, dai. Subito rompe il cazzo. Occhio. Fuori. Bisillabo di felicità. No, cosa cazzo fa Magic? Calafiori recupera, mamma mia. Tijani. Pulisic. Per Gyökeres, mamma mia, che missile. Bravo. Gimenez, Pulisic, bellissimo per Gimenez, per Gyökeres fuori. Ma il Milan gioca, il Milan c'è. Comunque in Coppa Italia siamo contro il Monza, io ve lo ricordo, nel prossimo turno. Occhio, fuori. Gimenez. Tijani per Pino per Leao, per Paixão, scusate, Paixão, bello, bel tiro. In Champions però siamo anche sfigati, Sandro. Gyökeres non ci arriva. Tijani, vede ancora Gimenez molto bene, stiamo giocando solo noi oggi. Ancora fuori. Buon Mina oggi, ma non riesce a trovare la smarrita via del gol. Attenzione. Non si crede al primo tiro, no, Magic c'è. Gimenez, Tijani, il Fofi, Pulisic, Gyökeres, bellissima azione, peccato. Stiamo giocando ma non basta, Sandrissimo. Ancora angolo. Sandro, belle! Non riusciamo a segnare, fiori. Pino. Gyökeres. Fofana la mette. Pulisic non ci arriva. Buono, Tonali.
Sandrissimo per Fofana. Buono, bellissima azione. Pino entra in area. Pino! Ancora parata. Non riusciamo a segnare. È un dominio, ma non basta. Ancora Pino. Ancora Pino, non la perde Pino. Però sbaglia il passaggio. Non riusciamo a segnare. Occhio. Lunga, lunga, lunga. Vai Gimenez. La lancia per Pino. Pino, Gyökeres. Fofana. Ecco. Attenzione Dorgles. Ai ai ai. Magnanesce forse. Incredibile. Al primo tiro praticamente Kayamura porta in vantaggio Salisburgo in Champions. Sembra proprio che non abbiamo l'esperienza. Il Milan che ne ha vinte 7. Non riusciamo a fare un cacchio. Non ho parole. Male, male, male. Tijani. Leao. Gyökeres. Pino. Niente. Recupera Eceverri. Leao. Tijani. Niente. Gyökeres. Pino. Entra in area Pino. Fallo però questo. Fallo, se perdiamo questa la salutiamo la Champions. Incredibile. Però 200 tiri a 0 praticamente. Perdiamo. Gimenez. Eceverri. Pino. Gyökeres, bravo. Per Jeremy. Reinders. Leao. Ancora, ma sti qua non tirano Leao. Leao non la perde. Reinders. 65esimo Fiori. Leao la recupera. Ancora Rafa, entra in area Rafa. La pareggia Leao. Sempre criticato ma la segna. Grande Rafa. Pareggio di Leao. Di Kuiper. Pino. Bravo Jeremy. Eceverri. Talismano Eceverri. In fondo al cuore. Tomori, bravo. Bisogna vincere adesso però. Facciamo gli ultimi cambi. Abbiamo Reinders molto stanco. Entra Ricci. E mettiamo Paixão. Vai Ricci. Raffaello ci ha provato. Dai Sveta, bravo. Eceverri è giovane, non possiamo pretendere che sempre ce la risolva lui.
Attenzione Ratko. Bravo. Buono. Gyökeres spondona, bravissimo. Dai che andiamo. No, così però. Non riusciamo a sfondare. Non giocano più tutti in difesa, si stronzi. Bravo Tomori. Tomori, ma non doveva darla di là. Quindi provando a giocare tutto in avanti, la rischiamo, bisogna vincere oggi. Possiamo fare 3-1-1 consecutivi, fallo, ne ho fischiato. Guarda che buco, mamma mia. La sto rischiando, subito rischio di pagarla, mamma mia. Guarda, riesco più a toccare palla. Niente. Intanto Tesmo, Gimenez. Siamo abbonati agli 1-1 in Champions. Attenzione Ceverri, l'uomo dei record. Non ci credo, Leo! Di tacco. Ma uno dei nostri, ma non ci credo. Mamma mia, gli ultimi minuti a Ceverri, lo spauracchio in Champions per chiunque. Finisce un terzo 1-1 consecutivo in UEFA Champions. Incredibile. Non me lo so spiegare. In un girone abbordabilissimo. Con punti così non è che facciamo molto. Vediamo la classifica, ci vede terzi, 5. Meno male che è un girone equilibratissimo, però che due balle. Raga, siamo contro la Juventus. Sempre San Siro. Il giorno andato lo giochiamo tutto a San Siro, porca miseria. Non tante partite in casa. Che balle però. Champions League è incredibile. 3-1-1 consecutivi. Milan-Juventus. Big match. Ostacoli. Milan-Juve. Partita. Una partita in Italia, altro che derby d'Italia, Inter-Juve. Milan-Juve. Il match. Rafa. Beh, cazzo. Vai Tijani. Oh, c'è il Vlau. Quello della Juve. Gonzales punisce la difesa rossonera con un bellissimo gol. 1-0 Juve. Siamo partiti bene oggi, Guarda che moltoni. Vai Fofana, Leao. Partenza orrenda a Milano contro la Juve. Attenzione Gyökeres fuori gioco. Uno, due micidiale della Juventus. Vlahovic 2-0. Un Milan non in campo, Fiori. Leao. Mamma mia ragazzi. Milan inguardabile in questo primo tempo. Fiori. Walker recupera De Ketelaere. Tijani. Che brutto Milan ragazzi, che brutto Milan. Gyökeres. Ma da Leao.
Leao. Leao. Tijani, incredibile. Tijani. Calafiori. La mette in mezzo subito. Gyökeres, non ci credo che Di Gregorio ha fatto un miracolo. Mamma, cosa ha preso di Igre. Tijani. Ricci. Non ci credo, che sfiga, oh. Ma no. Culo. Siamo un po' svegliati, ma sul 2-0 Scalvini. Niente. Di Gregorio ha fatto due miracoli, ha fatto comunque belle parate. Renders, Gyökeres, sempre il posto sbagliato. Attenzione, vai. Niente. Di Gregorio show, ragazzi. Di Gregorio show. Non svegliarsi sul 2-0. Gianni. Gol. No, vabbè, ma se aveva la testa storta, cazzo. Gol ce lo meritiamo almeno di accorciarla, però, Leao. Leao lento a passarla e dopo sbaglia. De Kuiper. Dai. Gyökeres! Accorcia le distanze! Su assistire De Kuiper, vaffanculo. Dai, il bomber ce l'abbiamo, però, cazzo. La accorciamo proprio a fine primo tempo, ci voleva sto gol. No, lasciami andare. Dai raga, secondo tempo per pareggiarla almeno. La Juve ha fatto bene la prima mezz'ora, poi però il Milan è venuto fuori, dai. Dai, Tijani. Gyökeres. Mamma mia, che tiro! Si sta ambientando il Gyökeres. Non ci credo. Dai che stiamo dominando. Cos'è? Va bene. Fallo che non ho capito. Dai che stiamo giocando adesso. Ma Dio. Ma dove lo vede fallo? Dai che lo meritiamo almeno il pareggio. Occhio, il Leeds. Bravo Scalvini. Ricci. De Kuiper. Quello che dovrebbe prendere il Milan al posto di te, ma prenderemo se prendiamo Zinchenko, guarda, vabbè, non voglio pensare a quel Milan, ti prego. No. Dai però. Scalvini. Calafiori. Fofana. Gyökeres la perde, ma la recupera il Milan. Charles per Walker, azione bellissima. Fofana recupera. Leao.
Per sempre fare le cagate, Lea. Bravi. Charles. Mamma mia, che sfiga. Giustamente Maldini si incazza perché stiamo giocando adesso. Gianni. Calafiori. Occhio, Walker. Fuori gioco. Non riusciamo a sfondare, È stanco. Mettiamo Talismanovic. E Pulisic perde Ketteler. Vai. Va tutta indietro la Juve. Gyökeres. Passaggio lungo per Pulisic. Gonzales. Fallo, va bene. Vlahovic di mestiere. Douglas Luiz. No! Grande Magic. Di mani. Invio bellissimo. Vai Igor. Igor si invola. Bello. C'è Savona non è... Vabbè. Guarda sto zitto che è meglio. Da pareggiare almeno Fiori. Bravo Ceverri. Il nostro Ceverri, signori. Gyökeres. Non ce la fa al lancio. Bravo Walker. Ma tu... No, ma sei un cane però. Ma dov'è il fallo? Dove cazzo è il fallo? Ma va a cagare. Bravo Claudio. Pulisic. Fa anche questo fallo che è inesistente. Scalvini. Fuori gioco, forse no, forse sì, non lo so. Gyökeres. Guarda come me l'ha presa quel porco di Kalulu che avevamo regalato alla Juve, da deficiente. Attenzione Pulisic. Ma che cazzo. Allora, la Juve rincoglionita. Tutti in avanti, fioi. È in ansia, la Juve in ansia. Tanti buchi però adesso. Vlahovic. Proviamoci ragazzi. Scalvini. De Kuiper. Tijani. Vai Tigi. Lascialo tirare. Fuori. Bravo. Devo far presto per ormai.
Esce che adesso tra Timothy Weah, Walker. Calcio d'angolo, sì. Manca un minuto però. Tijani. Ma dai, regalato così a Di Gregorio, vaffanculo. Sconfitta brutta questa per il campionato. Anche Magnara è uscito, non ci credo. Non è che cosa. Calafiori. La recupera bene, attenzione, Pexao. Dai l'ultimo respiro. Niente. Persa, affanculo, va. Abbiamo la classifica, però sconfitta pesante questa in casa con la Juve. Facciamo fatica, raga, facciamo fatica. La classifica però vede Roma e Lazio in testa, Juve, Milan 11, siamo sempre là. Il problema è Napoli, Fiorentina e Inter, crollo totale. Noi siamo là, però sì. Le dura. Raga, un saluto dal Comodoro Veneziano. Ciao!